Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Buonasera Antonino, a te la linea. Buonasera a te cara Natalia, avete appena ascoltato il disco iniziale di questa puntata numero 1203 di Zoom, gli Alcazar con Crane The Discotheque. Amiche e amici miei ma non dall'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, eccezionalmente in diretta dal regionale numero 1265 Milano Cadorna Novara Nord. Io sono come sempre Antonino Danna e questa è la puntata 1203 di oggi, che è giovedì 28 di maggio 2026. Ricordo, date il sangue in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, secondo appello radiolibertà.net. Fesso chi non lo legge perché vi perdete un bellissimo giornale online. Vi ricordo il nostro WhatsApp 340-670-9659 oppure il telefono, quando ve lo dirò io, 0292947222. Ma adesso direi che possiamo cominciare con lui, implacabile come sempre, Pierluigi Magnaschi e poi il qui Parlamento con l'onorevole Andrea Barabotti. Vai pure Natalia, buon lavoro e grazie. La quota di uomini e donne fino alla soglia dei 35 anni, che l'Istat si ostina a chiamare giovani e che vivono ancora in casa con i genitori, è salita al 63,3% in Italia. È questa una svolta epocale di tipo sociologico. Ancora negli anni 70 la maggioranza degli italiani usciva di casa entro i 25 anni e si faceva una famiglia. Adesso preferiscono stare con papà e mamma. La ragione di questa scelta però è prevalentemente economica. Gli stipendi sono bassi e gli affitti delle case sono alti. Per rispondere a questo gap si dovrebbero costruire più case pubbliche e private, ma la maggioranza delle forze politiche si ostina a non autorizzare lo sviluppo in altezza degli edifici che, almeno vicino alle fermate della metropolitana, che oggi a Milano sono tante, sarebbe possibile fare senza inconvenienti. Non solo, gli edifici ex agricoli della periferia milanese non si possono riconvertire in base alle norme esistenti con la stessa volumetria in case di abitazione, per cui i proprietari di queste aziende agricole preferiscono abbatterne i tetti per non pagare le tasse su di essi, con uno spreco che solo la stupidità pubblica può determinare. Qui Parlamento.
E allora il gradito ospite di questo qui Parlamento di stasera è l'onorevole Andrea Barabotti, che voglio ringraziare. Onorevole, lei stasera si presenta con un tema molto sfizioso e soprattutto molto all'avanguardia. L'IA, l'intelligenza artificiale applicata ai droni come strumenti di presidio sul territorio e che naturalmente saranno a supporto del lavoro delle forze dell'ordine. Faccio un esempio banale, visto che siamo a fine maggio, tra non molto, piena estate, stagione degli incendi, non è difficile immaginare i droni in mano ai carabinieri forestali per prevenire, per esempio, che la macchia mediterranea vada in fumo. O mi sbaglio? Questa è un'applicazione assolutamente centrata e fa parte, tra l'altro, delle misure che abbiamo già messo in campo negli anni passati, almeno a livello sperimentale. Io penso che i risultati di questa prima applicazione siano risultati positivi, ma le applicazioni sono molteplici anche sul fronte della sicurezza urbana. Faccio un esempio. Mettiamo il caso che ci siano delle città dove la criminalità o la microcriminalità si renda sempre più, diciamo così, imprevedibile e sempre più diffusa. Noi certamente dobbiamo continuare a investire negli uomini e nelle donne delle forze dell'ordine come numeri e come diciamo, strumenti per il loro lavoro, ma non possiamo pensare di mettere un poliziotto in ciascuna delle piazze italiane, perché non abbiamo le disponibilità economiche per presidiare il territorio fino a quella capillarità. Allora il drone che cosa può fare? I droni possono essere impostati grazie a delle rotte GPS sui ruoli dove la criminalità nelle nostre città è particolarmente accentuata e possono programmare queste rotte GPS grazie all'intelligenza artificiale, rendendosi imprevedibili nei loro movimenti. E quindi noi possiamo pensare di avere non 10 o 100 occhi sulla città, ma 1000 occhi sulla città che scrutano, che osservano la nostra città dall'alto e che iniziano a registrare i fenomeni criminali soltanto quando si realizzano. Quindi l'intelligenza artificiale è capace di riconoscere un assembramento rissoso, è capace di riconoscere uno scambio anomalo o fatto all'angolo di un vicolo magari di qualche tipo di sostanza, è in grado di riconoscere un furto in abitazione e quindi l'intelligenza artificiale diventa in quel modo un presidio fondamentale, supportata dai droni che possono osservare dall'alto. Quindi lei pensi che nel Regno Unito i droni sono utilizzati dalla polizia per assicurare soprattutto la sicurezza nei centri periferici, nelle aree interne, nei piccoli paesini dove, lo sappiamo bene anche noi, nei piccoli paesini non sempre c'è una caserma dei carabinieri, non sempre c'è un presidio di polizia, e allora il drone, che può spostarsi agevolmente percorrendo in poco tempo anche distanze abbastanza importanti, può andare a presidiare anche queste aree che spesso magari rimangono un pochino meno presidiate. Ma come dire, guardiamo all'osservazione dall'alto delle manifestazioni, no? Abbiamo visto spesso degenerare le manifestazioni, quindi abbiamo visto quali sono i metodi di mascheramento dei black bloc all'interno delle manifestazioni. Osservandoli dall'alto noi non gli consentiamo di nascondersi. Pensiamo al tema degli inseguimenti che spesso si svolgono all'interno delle strade e che in passato hanno anche messo a rischio la vita magari degli stessi poliziotti. Ecco. I droni utilizzati nel modo giusto sono un presidio molto importante che fa risparmiare risorse e rende più capillare la presenza delle forze dell'ordine. Sto pensando a Modena, magari con qualche drone in più si sarebbe potuto evitare. Che ne dice? Ma diciamo che purtroppo la storia non si fa con i se e con i ma. Sicuramente mettere in condizione lo Stato, le forze dell'ordine, di avere un'osservazione sulla città dall'alto e fortemente capillare è molto importante. Ma facciamo un altro esempio
no? Pensiamo all'allarme. Molte delle nostre case ormai hanno un allarme installato, no? Ma spesso ci può essere un falso allarme e allora magari la pattuglia della polizia magari viene chiamata a distanza dal proprietario di casa e fa un intervento che magari non serve, o a volte può succedere che invece il fatto si realizzi veramente, ma che la polizia non riesca a arrivare in tempi brevissimi per i tanti impegni o per altri motivi. Ecco, voi pensate che un drone, come dire, in volo può raggiungere in brevissimo tempo le parti anche più remote delle nostre città, può magari andare a verificare se è in corso davvero un furto senza in qualche modo senza necessità che un falso allarme sia verificato da agenti in carne ed ossa, o magari può, come dire, appostarsi sopra la casa, riprendere i ladri che escono, inseguirli, vedere dove vanno, in modo che comunque non sfuggano alla legge. Ecco, le applicazioni sono tantissime. In paesi come Israele sono utilizzati soprattutto per l'antiterrorismo e quindi, come dire, servono a prevenire episodi di questo genere. Da noi sicuramente per la sicurezza urbana sarebbero un plus incredibile. E l'applicazione sui droni dell'intelligenza artificiale ci consente di avere una flotta operativa H24 senza la necessità di avere troppi uomini e troppe donne delle forze dell'ordine dedicati a quel compito. E quindi è per questo motivo che come Lega all'interno del prossimo provvedimento sulla sicurezza e sull'immigrazione vogliamo agganciare questo emendamento che dia vita a un progetto pilota di questo genere nelle città italiane dove il problema della sicurezza e della microcriminalità è più diffuso. Onorevole, ora quali saranno i suoi prossimi impegni? L'impegno nell'immediato, domani qua alla Camera dei Deputati votiamo il disegno di legge che riporta la ricerca e lo sviluppo della tecnologia nucleare sostenibile nel nostro paese. Quindi domani, nell'immediato, un impegno fondamentale per il nostro paese, perché anche la ricerca nucleare sta avanzando, i modelli SMR di produzione di energia da fonte nucleare sono all'avanguardia, sono sicuri, sono piccoli e modulari, quindi sono strutture 5 metri per 5 che possono essere montate anche in modo modulare e che producono una quantità di energia pari a ettari e a ettari di fotovoltaico installato spesso sui nostri territori, e quindi il nucleare di nuova generazione alle porte. Nel 2028 il primo di questi impianti sarà un impianto pilota, entrerà in funzione, e quindi io penso che il nostro paese che ha i migliori ingegneri, le migliori tecnologie e che sul nucleare può dire la sua, è giusto che si doti di una legge per fare in modo che il nostro paese sia all'avanguardia e anche esportatore di tecnologie di futuro anche verso altri paesi. Guardi, sono pienamente d'accordo, non fosse altro che questo è il paese che ha dato i natali a un gentile signore che si chiamava e si chiama Enrico Fermi, tanto per dirne una. Ma detto ciò, e tra l'altro gli Small Modular Reactors sono tecnologia che viene studiata e prodotta in Italia dalla Westinghouse italiana, in quel di Monfalcone. Monfalcone, che io sappia, è in Italia, per cui a maggior ragione dovremmo essere orgogliosi di questa tecnologia e di questo lavoro soprattutto italiano. Ma certo, prego. Lei ha parlato di Westinghouse a Monfalcone, ma come dire, ma io le dirò che c'è anche una realtà, si chiama Nucleo, che ha sede in Francia, dove lavorano i migliori ingegneri che arrivano magari dalla Finmeccanica, da Leonardo, italiani. I fondatori di questa azienda sono italiani e il problema è che hanno scelto di aprire, diciamo così, la ragione sociale in Francia semplicemente perché in Italia non c'era un'autorità che potesse concedere loro i permessi per lo sviluppo e la ricerca sul nucleare. Quindi dotarci di una legge di questo genere ci può anche
aiutare a riportare da noi capitali, a riportare da noi menti, a riportare da noi dei saperi che non dobbiamo assolutamente perdere. Pienamente d'accordo con lei, grazie onorevole. Grazie, buona giornata. Qui Parlamento. Vieni che di luna fa l'amore con me. Ehi, porta una tua amica, noi saremo in 3. Boschetto fuori mano, la violenza e poi sì ma tutto questo cosa c'entra con il rock and roll? Vieni che di luna fa l'amore con me. Porta una tua amica, noi saremo in 3. Un boschetto fuori mano, la violenza e poi sì ma tutto questo cosa c'entra con il rock and roll? Io non sono nato figlio di papà e non so capire questa mia realtà. Rubo radioline per sentirmi un uomo. Sì ma tutto questo cosa c'entra con il rock and roll? Non ci credo che il mondo vada bene come va. Ognuno può cantare, vero, può cantare, e la sua storia se ce l'ha. E allora tu, aiutaci tu, mamma chitarra, e allora tu, aiutaci tu, a non fare più, falsa testimonianza, dai. Ehi, vedi com'è bravo quel bambino lì? Lui gioca con le armi sotto gli occhi di papà. L'amore è quello vero, una corazza gli farà. Sì ma tutto questo cosa c'entra con il rock and roll? Non ci credo che il mondo vada bene come va. Ognuno può cantare, vero, può cantare, e la sua storia se ce l'ha. E allora tu, aiutaci tu, mamma chitarra, e allora tu, aiutaci tu, a non fare più, falsa testimonianza, dai. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68
40 408, 3 flaconi di Broncofree a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie Natalia, nel frattempo io sono arrivato alla stazione di Castano Primo, quindi finalmente ho toccato la terraferma alle 18:32 minuti circa qui sulle magiche onde di Radio Libertà, perché ho ascoltato Ivan Graziani. Tutto questo cosa c'entra con il rock and roll del 1980? In effetti ce lo chiediamo pure noi. E Ivan Graziani ci permette di parlare questa sera del tema del primo Faccia a Faccia realizzato con la collega, che è amica, Anna Maria De Luca, che come sapete è una psicologa, un'esperta di cose scolastiche, e non so quanti di voi lo sappiano, ma è anche un'appassionata viaggiatrice. Segnatamente lei ha questo sito classtravel.it che vi invito a visitare. Dove è stata? Nella regione di Ivan Graziani, l'Abruzzo, regione che ha visitato, è stata all'Aquila, è passato il tempo del terremoto, è passato il tempo delle ferite, e adesso è tempo di rinascere. C'è chi lo fa aprendo un ristorante in mezzo alle macerie, c'è chi lo fa lavorando in mezzo ai cantieri, c'è chi lo fa per raccontarci, tutto sommato, che rinascere è sempre possibile. E allora vai pure, cara Natalia. E allora, questo giovedì è tornata la nostra Anna Maria De Luca, la nostra psicologa ed esperta di cose scolastiche. Anna, però sei stata in trasferta sta settimana, dove sei andata? Sì, sono andata, salve a tutti, sono andata in Abruzzo, ho scoperto una regione meravigliosa e ho incontrato delle persone che ho pensato di farvi ascoltare. Ho pensato che così come le ho incontrate io sarebbe bello che le incontraste anche voi, perché l'Abruzzo è una terra particolare, soprattutto con il terremoto e insomma tutto quello che è successo. Sappiamo quanto dolore, no? C'è stato, le case crollate, ma a parte che l'Aquila adesso è veramente bellissima, sono riusciti a ricostruire le case in un modo incantevole. Sono rimasta veramente meravigliata, non pensavo che si potesse essere così bravi. Però ho conosciuto delle persone straordinarie. Per esempio c'è una cooperativa che ha deciso di portare i turisti, cioè di far rinascere i borghi spopolati, perché ci sono paesi che hanno 50 abitanti, 60 abitanti, quindi come possono andare avanti, no? Pochi abitanti nella montagna, fa freddo. Ecco, sono riusciti a mettere in piedi un programma, diciamo, di resilienza. Per esempio a Colle Pietro, dove tra l'altro ci sono state le elezioni da poco, a Colle Pietro le signore che cosa fanno? Le poche signore che abitano, invece di stare chiuse ognuna nella loro casa davanti alla televisione, nell'incomunicabilità, si incontrano di pomeriggio, fanno centrini tutte insieme e facendo i centrini all'uncinetto, sì, e facendo i centrini parlano, dialogano, quindi fanno relazione, no? Infatti il progetto si chiama Il filo che lega ed è portato avanti dalla Proloco e abbelliscono il paese con questi centrini. Cioè loro nelle giornate che fanno? Che fai in un posto, se tu non lavori, sei anziana, abiti in un paese con 4 gatti, che fai? Ti occupi del tuo paese. Loro fanno questi centrini meravigliosi, quest'anno hanno preso il girasole come tema, per abbellire la città. Quindi mentre tu cammini per le strade alzi il naso e vedi questi centrini grandi appesi tra le case, balconi, sotto agli angoli delle strade. Poi hanno fatto una cosa meravigliosa che si chiama Sidera, praticamente un punto alto sull'altopiano, hanno messo delle poltrone bellissime di legno per poter guardare le stelle. Ah, che sì. Meraviglia! E quindi sì, con le cose semplici, naturali, stanno tirando su, come dire, futuro.
E poi per esempio il Bosso sta facendo lavorare molte persone, sono molti ragazzi che si occupano per esempio di portare i turisti nel fiume Tirino, che è uno dei fiumi più puliti d'Europa, in canoa. Io l'ho fatto, un'esperienza meravigliosa in mezzo alla natura, ed è uno dei fiumi più puliti perché l'acqua arriva dal Gran Sasso, no? Quindi la valle del Tirino è più Gran Sasso. E quindi ho incontrato uno dei responsabili appunto del Bosso, e poi la sera sono andata a cena in un locale all'Aquila. Ho incontrato lo chef locale che ha un'esperienza veramente strana, perché lui lavorava a Londra e dopo il terremoto ha deciso, proprio l'anima che ti tira, no? Il cuore che ti tira, ha deciso di ritornare all'Aquila, ancora in mezzo alle macerie fumanti, ha deciso di aprire un ristorante di qualità, che era una scelta folle, no? Figurati, la gente non ha neanche la casa, tu pensi di aprire il ristorante di qualità. Invece ha funzionato, un ragazzo, e tu pensa che ancora adesso lo chiamano dall'Inghilterra, fino anche dall'Australia, ma lui dice no, io voglio stare all'Aquila, perché il suo sogno era quello di aprirsi un ristorante nella sua città, e c'è riuscita, perché adesso l'Aquila ha superato il terremoto, è una città meravigliosa, la sera era pienissimo di gente nelle strade, pieno di giovani, locali affollati, e quindi ho pensato che poteva essere carino, insomma, condividere questa esperienza che ho fatto, perché è veramente notevole, perché l'Italia è piena di piccoli borghi, no? Piccoli borghi spopolati, perché moltissimi abitano nelle città. Allora ci chiediamo sempre qual è il futuro di questi paesi, che cosa sarà di questi borghi, e in Abruzzo si stanno dando da fare per portare turisti e quindi portare anche economia, eccetera, e sta funzionando. Che meraviglia. Anna, ma la cosa che più ti ha colpito, cioè tornando in Abruzzo, tu dove andresti? Guarda, io andrei all'Aquila sicuramente, e poi a Capestrano, dove ritrovarono l'antico guerriero di Capestrano, che è un personaggio, cioè è stato creato dai popoli italici che abitavano tantissimi secoli avanti Cristo nella zona, che avevano già sviluppato una civiltà molto avanzata. E ho comprato tra l'altro un formaggio canestrato buonissimo nel mercatino in piazza, uno dei formaggi più buoni che abbia mai mangiato, che poi ti rendi conto veramente della differenza, no? Rispetto al formaggio del supermercato, l'intensità del gusto, senti proprio la vita dei pastori d'Abruzzo. Tra l'altro, per esempio, Santo Stefano e Sessania, un altro posto meraviglioso, famoso perché Daniele Kilgren comprò diversi palazzi proprio per farli rinascere e creare questo albergo diffuso meraviglioso. Per esempio, Santo Stefano, sono entrata in un negozio di lana e ho scoperto che la proprietaria fa veramente una cosa incredibile, infatti è stata premiata più volte. Praticamente lei va dai pastori che tosano le pecore, no? Quindi la lana appena tosata, la parte della lana che viene considerata un rifiuto speciale da smaltire, lei invece la raccoglie, la porta a biella, la fa pulire, la riporta all'Aquila, la fa affilare e costruisce, cioè, crea dei prodotti bellissimi che poi appunto vengono venduti ai turisti, e quindi praticamente lei ridà vita a un materiale che era considerato un materiale di scarto, un problema, era considerato un problema anche da smaltire, invece diventa una cosa preziosa. Tra l'altro lei era una veterinaria e quindi, capito, questo amore per la natura diventa poi amore per l'ambiente, usando questa lana delle pecore che sarebbe stata buttata via. Quindi c'è questa autenticità in Abruzzo, molto lontana dal ritmo di Milano, di Roma, delle grandi città, che fa di questi posti una specie di rifugio dove andare a rigenerarsi, dove andare veramente a respirare. Poi guarda, una cosa che mi ha veramente impressionato, ho conosciuto aspetta, dove eravamo, non mi ricordo più, a Colle Pietro, sì. Ho conosciuto diverse persone che poi si sono anche candidate e hanno anche vinto le elezioni, cioè, però non voglio dire il nome per non entrare in politica. Però la cosa che mi ha veramente colpito è che queste persone che stanno in un paese piccolissimo di 4 gatti hanno un entusiasmo che noi nelle città non abbiamo più. Cioè, tu vedi, io ho negli occhi l'entusiasmo, allora adesso facciamo questo, l'anno prossimo faremo questo, qua progettiamo così, progettiamo colà, ma con una vitalità, no? Con una voglia di fare
che nelle città dove abbiamo tutto, abbiamo le persone, abbiamo i turisti, abbiamo i negozi, tutti i servizi, non vedo più. È vero. E questo mi ha veramente stupito, cioè come dire, l'autoimprenditorialità, l'energia, l'amore per il proprio paese che ho sentito nelle persone che vivono in Abruzzo. E allora io direi che possiamo dare la linea ad Anna Maria De Luca direttamente dall'Abruzzo, che ci racconta l'Aquila e non solo. Grazie. L'Italia è piena di piccoli paesi quasi abbandonati e l'Abruzzo è una delle regioni più a rischio spopolamento storicamente. Però in Abruzzo ho incontrato una persona straordinaria, delle persone straordinarie, che stanno mettendo anima e cuore in un progetto per far rinascere la terra che tanto amano. Allora, raccontaci un po', chi sei? Presentati agli ascoltatori di Radio Libertà. Salve a tutti, sono Paolo Setta, sono il direttore delle attività turistiche del Consorzio Stabile Il Bosso, che è un consorzio di società cooperative, dove all'interno c'è un tour operator, c'è un centro di educazione ambientale di interesse regionale, c'è un ente di formazione professionale, c'è un'agenzia di comunicazione e sono da 25 anni impegnato nel mio territorio, sono un ritornante. Sono stato a Roma, ho vissuto a Roma, mi occupavo di altro, facevo cinema, recitazione, poi il richiamo della mia terra mi ha riportato in Abruzzo, ho iniziato a dedicarmi all'Abruzzo, ho iniziato in costume a bordo di una canoa, dico sempre la canoa numero 1, quindi ho iniziato con i primi turisti sul fiume Tirino, da lì pian piano, anno dopo anno, idea dopo idea, progetto dopo progetto, insieme a colleghi che si sono sempre più uniti e hanno sposato sempre più questo progetto, abbiamo costruito un percorso, un itinerario professionale, ma anche un itinerario personale che ci ha portato sempre più a dedicarci ai luoghi e alle comunità, ai piccoli luoghi e alle comunità, sapendo che non è facile, non è assolutamente certa la rivoluzione o il cambio di tendenza rispetto a quelli che sono fenomeni come lo spopolamento, l'involuzione purtroppo del tessuto culturale e sociale, però sappiamo che c'è un patrimonio incredibile che si è in parte custodito grazie a tanti abitanti, a tante comunità che hanno resistito e sono rimaste, ma soprattutto anche un patrimonio materiale e immateriale che è custodito proprio in questi piccoli vicoli, nelle piazze, dentro dei palazzi storici. E questa è un po' la nostra missione, accompagnare le persone, farle innamorare, cercando di essere genuini, non costruiti, ma professionali, qualificati, appassionati e veri. Perché, come piace dire a me, il turismo è una cosa seria, quindi bisogna assolutamente professarlo e farlo con estrema sincerità, prendendo per mano le persone, i turisti, i viaggiatori, i portatori di interesse. Ecco, però Paolo sta facendo un'operazione che va ben oltre il turismo, perché sta portando avanti una vera e propria rivoluzione culturale, perché è difficile far andare d'accordo le persone, metterle insieme, fare rete, soprattutto nei piccoli centri interni come in Abruzzo, ma come in tutte le altre nostre regioni d'Italia. Come hai fatto a creare rete tra le persone che hanno deciso di restare qua? Non c'è una ricetta, non c'è una standardizzazione, soprattutto non c'è un'immediatezza. Sono anni di lavoro, di studio, di tentativi, di insistenza, di porte chiuse in faccia, di scetticismo da parte di altri operatori, di amministrazioni. Però io credo che quando si è sinceramente convinti di una visione, di una missione, alla lunga poi quella sincerità viene fuori. Le persone devono crederti e credere e quindi unirsi a quella visione e a quella missione. A quel punto diventa contagiosa, diventa virale e piano piano si prende consapevolezza, coscienza che l'unica strada è quella lì, di andare avanti, farlo insieme, farlo in maniera seria, onesta. Poi i detrattori, le detrazioni ci saranno sempre, però la forza della verità in qualche modo non tradisce mai, quindi la mia forza è quella di cercare di fare il turismo in maniera seria e sincera. Tutto questo sistema complesso che oggi è in piedi è nato da una tesi, da un lavoro che hai fatto all'università. Sì, da un esame universitario ho iniziato questo progetto che si chiama valledeltirino.it e oggi è una straordinaria realtà di associazioni, è un'associazione di 40 operatori turistici
che dal basso promuovono il loro territorio attraverso una politica di promozione solidale, un patto, come dire, professionale, cercare di non tradirsi e cercare in qualche modo di rispettarsi. E questo è un po' anche l'impostazione, l'impianto che abbiamo dato al progetto Paesi Narranti del Gran Sasso, dove invece in questa occasione abbiamo coinvolto prima le amministrazioni, 15 amministrazioni, 15 piccoli comuni che hanno deciso di riconoscersi formalmente in una destinazione turistica integrata, e insieme alle amministrazioni oggi tanti operatori, circa 80 operatori, hanno aderito al portale di promozione turistica Paesi Narranti del Gran Sasso. Cosa significa Paesi Narranti? Innanzitutto abbiamo voluto sdoganare quello che per troppi anni è stato il termine borghi, e invece abbiamo voluto rimettere al centro i paesi, perché i paesi non sono solo luoghi, ma sono appunto anche comunità. E narranti perché ogni territorio, ogni luogo, ogni comunità ha tanto da raccontare, da narrare. Quindi la narrazione di un territorio permette in qualche modo di portare anche all'ispirazione di chi lo vive, di chi ci arriva, di chi lo visita. E l'ispirazione può partire da un fiore, da un palazzo, da una piazza, da un vicolo, da un tramonto. E quell'ispirazione poi può permettere a quelle persone di progettare, magari di costruire, di acquistare una casa, di tornare in quel luogo. Questa è l'ispirazione che vogliamo cercare di lanciare con i Paesi Narranti del Gran Sasso. Quindi in concreto, se chi ci sta ascoltando in questo momento vuole venire a scoprire l'Abruzzo, e però vuole scoprirlo in questo modo autentico, incontrando le persone del territorio, eccetera, come possono fare? Mi verrebbe da dire contattando il Bosso, che è un tour operator storico da 26 anni presente in Abruzzo, andando sul nostro sito www.ilbosso.com, oppure andando a consultare il sito www.valledeltirino.it, che è questa associazione di operatori, oppure andando a consultare oggi il portale turistico www.paesinarrantidelgransasso.it, che è appunto questo luogo che ospita il racconto, la narrazione di questi 15 paesi, delle comunità e degli operatori turistici che sono vivi e attivi all'interno di questa destinazione turistica. Ecco, gli operatori turistici che cosa fanno, come collaborano tra di loro, come collaborano con te, cosa offrono alle persone che arrivano qua? Il percorso è ancora graduale, ancora lento, ci sono ancora tanti limiti, tanti errori, spesso ci si riduce a condannare le amministrazioni, il sistema pubblico, ma prima di tutto dobbiamo essere noi cittadini ogni giorno a cercare di essere migliori del giorno precedente, a ogni giorno essere un po' più professionisti e anche più professionali. Però se penso che questo percorso è nato da un esame universitario che era soltanto teoria, e oggi è una straordinaria pratica su un territorio dove tanti operatori stanno insieme, vogliono fare sistema, dobbiamo chiaramente insistere sugli standard di qualità. Troppo spesso nel turismo si parla di numeri. I numeri sono quantità, quindi mettono in primo piano la sostanza, ma fare turismo è anche forma, e la forma passa attraverso gli standard di qualità, la proposizione, la presentazione di quello che si vuole essere e che si può essere. E quindi gli standard di qualità saranno la sfida futura, cioè essere professionisti e professionali. Quindi è possibile far rinascere i borghi quasi disabitati? È possibile ripensarli, rinascere non lo so, non faccio politica quella intesa nei palazzi, nei parlamenti, faccio una politica diversa, quella di tutti i giorni, quella di accompagnare le persone, di progettare, di pensare, di condividere un territorio. È possibile ripensarli, magari non con forme di residenze come quelle quando erano vivi i nostri antenati, i nostri nonni, magari non si tornerà più a quella densità demografica, però si potrà magari vedere paesi che avranno nuovi residenti, nuovi abitanti, nuove forme di accoglienza. Si può ripensare, dare comunque un futuro, speriamo positivo, un destino positivo di questi piccoli paesi. Sono nati, nonostante il terremoto e tutti i problemi che ci sono stati in queste zone, sono nati tantissimi bed and breakfast, tante famiglie hanno deciso di mettere una parte della propria casa a disposizione degli ospiti. Tu hai vissuto in primo piano come questa transizione. Come è andata? Cosa è successo? È andata che secondo me il terremoto in qualche modo ha prima azzerato nel senso vero della parola, cioè sia dal punto di vista materiale che immateriale, anche i rapporti umani, storie d'amore, di amicizia, famiglie che si sono separate, che magari tragicamente si sono dovute per sempre separare. E poi c'è stata questa trasmigrazione di persone, di comunità che hanno dovuto lasciare i loro paesi, le loro abitazioni per anni, per mesi, no?
E poi la ricostruzione piano piano negli ultimi anni ha riportato non solo in vita, in luce, le strutture, le abitazioni, le case, ma anche la speranza, la voglia di tornare, di riprendersi un po' quello che era stato tolto. Però magari ognuno di noi aveva iniziato un percorso di vita e quelle case sono diventate non delle seconde case dove andare soltanto magari la domenica una volta al mese, ma magari sono diventate delle case dove poter accogliere anche altri. Quindi anche un segnale di apertura di mentalità, perché accogliere significa comunque aprire le proprie porte, non soltanto della propria casa, ma aprire le proprie porte del cuore, della mente, dell'animo. Ecco, quindi fare accoglienza è sicuramente uno scatto educazionale, se vogliamo, anche di generosità di questo territorio e di queste comunità. Ci troviamo stasera in un ristorante che è una buona pratica di ritorno, di uno chef che ha vissuto all'estero, a Londra, a Reggio Emilia, e poi ha deciso di ritornare qua nel suo paese, siamo all'Aquila, di ritornare all'Aquila, tra l'altro proprio poco dopo il terremoto, quindi quando ancora era tutto distrutto, quando c'erano le macerie, ancora la polvere, come spiegavo prima, e era un'idea visionaria quella di aprire un ristorante, quindi non un ristorante normale, un ristorante di alto livello tra le macerie, in una città che ancora era da ricostruire e non si sapeva neanche quando si sarebbe riusciti a ricostruirla. Abbiamo seguito un po' tutti quanti le vicende, abbiamo fatto tutto il tifo per l'Aquila dopo il terremoto e lui ha deciso di ritornare. Ti puoi presentare agli ascoltatori di Radio Libertà chi sei, perché hai deciso di tornare qua? Va benissimo, ciao a tutti, io sono Luca, titolare e cuoco del ristorante Connubio dell'Aquila e niente, il mio è un bel percorso. Naturalmente quello che mi ha convinto a investire sull'Aquila, quindi sulla mia città, è stato sicuramente un sogno che avevo da ragazzo, da bambino si può dire, perché io ho mosso i primi passi in cucina da molto piccolo e la mia idea di ristorante c'è sempre stata nella mia mente. Era naturale che comunque mi allontanassi dall'Aquila per fare un po' di esperienza, bellissime esperienze, talmente tanto belle che ho pensato spesso di potermi stabilire anche fuori l'Aquila, addirittura anche all'estero, perché ho trovato delle situazioni veramente molto belle, però c'era sempre il sogno e un po' il richiamo della mia terra, insomma, con molte difficoltà. Poi nel 2015 fine 2015, inizio 2016 abbiamo cominciato questa avventura in un centro storico, insomma, molto direi fermo, perché c'era un cantiere a cielo aperto, quindi il ristorante c'è stata molte difficoltà, ci sono state rispetto magari ad aprire un'attività in una città normale sicuramente, e poi insomma è iniziato un percorso bellissimo, duro, e siamo qui dopo 10 anni, insomma, fieri, devo dire, molto fieri. Quindi non ti sei pentito di aver lasciato l'estero per essere rientrato all'Aquila? No, devo dire che, devo essere sincero, professionalmente parlando ho un po' di nostalgia, perché comunque fuori vedi naturalmente un ambiente ristorativo molto più grande rispetto a Milano, no? Però devo dire che l'amore per la città, l'amore per le materie prime aquilane, ecco, compensano tutto quello che magari uno chef, un cuoco può trovare in delle città più grandi, con dei bacini molto più grandi, molte opportunità. Devo dire che tutto questo è stato compensato dalle bellissime materie prime e dall'ambiente che abbiamo noi, e quindi si può costruire tanto, si può fare tanto, e questo insomma mi rende soddisfatto al 100%. Qual è il tuo piatto forte? Allora, piatto forte sicuramente i primi piatti, perché qui io mi sono riportato molte cose che ho imparato da bimbo, perché sono cresciuto con 2 nonne del sud Italia, quindi cresciuto in continuazione con pasta all'uovo, e quindi sono le cose che mi rappresentano di più, e quindi che ho riportato nel ristorante. Devo dire che siamo conosciuti molto per qualsiasi tipo di pasta, sia ripiena che stesa, facciamo quasi tutto a mano, siamo farine del territorio, e devo dire che i primi sono i piatti forti. È stato difficile trovare un posto per aprire il ristorante? Allora, all'inizio addirittura di posti se ne trovano tantissimi in realtà, perché comunque parliamo di una città di un centro città
dove aveva moltissimi palazzi, anche 10 anni fa, insomma, c'erano già dei palazzi ricostruiti. Il problema è stato che si trovavano in un cantiere a cielo aperto, quindi magari c'era la possibilità di trovare molti posti isolati, però quindi questa è stata la difficoltà. E quindi fortunatamente io l'ho trovato nel pieno centro storico, quindi anche se all'inizio è stata dura, mi trovavo comunque in centro storico, quindi poi pian piano è arrivato ad ora che è pieno, quasi finito al 99%, ci vorrà ancora un po', però diciamo che va bene. Ancora adesso ti arrivano richieste dall'estero, dall'Australia mi dicevi? Sì, dall'Australia, ma soprattutto in realtà anche dall'Inghilterra, perché io comunque ho fatto un'esperienza a Londra bellissima e ho lasciato probabilmente un ricordo di me in un ristorante molto forte, quindi ancora adesso mi vorrebbero riprendere dopo 12 anni, insomma ogni anno ci provano a riacchiapparmi, però non c'è. Tu continui a dire sì. no, che il tuo cuore resta all'Aquila? Sì, assolutamente sì. Ok, sì. Grazie. Grazie a te, grazie. Uno dei 2 progetti che tu coordini si chiama Le Terre del Guerriero. Perché Le Terre del Guerriero? Perché è un progetto promosso dal comune di Capestrano, che è un comune della Valle del Tirino, tra l'altro è uno dei comuni più noti, più storici dell'Abruzzo, dove è stato rinvenuto il guerriero di Capestrano, che è questa statua funeraria del VI secolo a.C., Nevio Pompuledio è il suo nome, che è un principe, un re, un sacerdote, un guerriero appunto, ed è il simbolo dell'Abruzzo. E questo progetto di una linea PNRC promosso dal comune di Capestrano, voluta dal Bosso, l'Università d'Annunzio, da Udanet, Pegaso e da altri partner, è un progetto di rianimazione del patrimonio culturale e materiale, con una serie di interventi di riqualificazione di chiese, il convento che tornerà a ospitare anche il pubblico, dove si potrà dormire, la ristrutturazione della chiesa di Santa Maria di Bresciano, che diventerà anche un luogo dove un hub culturale, e poi anche una serie di iniziative immateriali come press tour, come quello che abbiamo fatto oggi, come residenze artistiche di teatro, residenze artistiche di musica con la Chicago Philharmonic Orchestra, gli attori del Nest, insomma tanta roba. E Le Terre del Guerriero è perché appunto non è solo Capestrano, ma in un concetto più ampio di integrazione anche i paesi limitrofi a Capestrano sono terre del guerriero. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in, and it's there when you call out my name. Love is in the air, love is in the air, oh,
Love is in the air, in the rising of the sun. Love is in the air, when the day is nearly done. And I don't know if you're illusion, don't know if I see it true, but you're something that I must believe in, and you're there when I reach out for you. Love is in the air. Va ora in onda In attesa di giustizia, casi irrisolti a cura dell'avvocato Claudio De Filippi. Una vita da mediano, lavorando come uriali, anni di fatiche, botte, vinci casomai mondiali. Buonasera, a voi la linea. Grazie a te Natalia, amiche e amici miei, ma non dell'avventura. Di nuovo buonasera alle 19 minuto 24 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Abbiamo appena ascoltato Love is in the Air di Paul Young del 1977. Io voglio dare il bentornato all'avvocato Claudio De Filippi, che la settimana scorsa non è stato dei nostri per una defiance delle corde vocali, e voglio salutare il ritorno di un nostro ospite, il signor Gianluigi Matta. Buonasera a entrambi. Buonasera. Salve Antonino caro e a tutti i radioascoltatori. Sì, le corde non sono un cantante, ma in radio le corde vocali servono. Io ero sfafono, quindi non potevo. Ecco, volevo dire questo, rubandoti la palla, caro Antonino, visto che parliamo di vita da mediano. Vai e qua pure. abbiamo un caso che mi ricorda un po' il mio. Il papà Gianluigi, che ci ha raggiunto in radio, che praticamente dopo 3 anni, dimmi tu se sbaglio, non riesce a vedere la figlia e quindi combatte e sembra combattere con i mulini a vento, vero caro? Sì, esattamente sono 4 anni che non vedo mia figlia e sono 16 anni che combatto per lei, perché in pratica è dal 2011, quindi 15 anni che è partita la mia vicenda, però diciamo che la sofferenza è partita da quando è nata mia figlia nel 2007, perché la mia vicenda è dipesa da un trauma della mia ex moglie, trauma che si porta infantile, e probabilmente ha subito dal suo papà o un allontanamento o un abuso, e rispecchiava la figura del padre nella mia figura, quindi i primi 3 anni di infanzia di mia figlia io non ho potuto svolgere il mio ruolo di padre, e quindi non potevo alimentarla, non potevo avvicinarmi e non potevo salutarla, e addirittura il primo vaccino in fronte l'ho dato a 5 anni e mezzo a mia figlia in luogo neutro, e quindi è stata una vera e propria sofferenza. Dopodiché nel 2011, quindi 15 anni fa, io dopo aver coinvolto psicologi e psichiatri, ma senza avere ottenuto nulla, nel 2011 io mi sono rivolto ai servizi sociali, però ahimè non sapevo che purtroppo bisogna stare molto lontano dai servizi se si vuole salvare il rapporto affettivo con i propri figli. Io ignaro di questo, mi sono rivolto ai servizi, ho ricevuto due false accuse, da cui è partito un processo penale che 4 anni dopo sono stato assolto in formula piena, ma in questi 4 anni ho visto mia figlia in luogo neutro, addirittura per 5 anni e mezzo, perché anche quando ho ottenuto l'assoluzione, il servizio sociale ha ancora aspettato 1 anno e mezzo per liberare gli incontri.
Io ho il mio procedimento penale è andato fino al 3° grado di giudizio, ho vinto in Cassazione nel 2022, anzi nel 2021, e nonostante avessero ordinato la Cassazione, hanno cassato la sentenza della Corte d'Appello perché l'affido è stato ritenuto irregolare perché è proseguito per 10 anni senza proroghe, senza valutazioni, senza progetti di aiuto ai genitori, e quindi sono tornato in Corte d'Appello, però in Corte d'Appello probabilmente per vendetta da parte dei giudici, vendetta perché mi avevano dato ragione. Pronto? Sì, la sto ascoltando, prego. Ecco, per vendetta perché avevo avuto ragione in Cassazione, hanno valutato i giudici e non le CTU, e mi hanno valutato con serissimi problemi insuperabili, e quindi mi hanno tolto anche quelle 4 ore che io avevo avuto dalla Corte d'Appello, 4 ore settimanali per vedere mia figlia. E quindi, Senta, mi diciamo, scusi, ma sua figlia adesso è maggiorenne? mia figlia adesso ha 19 anni, è maggiorenne, solo che ha dei traumi psicologici veramente pazzeschi, perché oltre l'intervento dei servizi sociali che solitamente li condizionano contro i genitori, buttano fango, denigrano il genitore, eccetera, e ha subito anche un condizionamento, una manipolazione da parte della famiglia affidataria, e quindi in questo momento non vuole vedermi, e mi dice che il problema è la situazione, mi ha detto più volte, non sono io, ma è la situazione che si è creata, e quindi in molti casi io sono il responsabile di un comitato, tutti uniti per i bambini strappati. Abbiamo 7.000 iscritti al nostro comitato, la maggior parte sono genitori a cui sono stati sottratti i figli, e diciamo il problema insuperabile è quello del servizio sociale, che invece di aiutare e sostenere la famiglia cerca di distruggerla. Avvocato, io posso chiederti una cosa, perché la tua narrazione ovviamente mi ricorda la mia esperienza con mia figlia. La differenza è che io combatto da 3 anni, anzi 2 anni e mezzo, perché ho aspettato un po', e sono circa 3 anni che non vedo mia figlia come te, forse tu un po' di più perché riesci a sentirla e io neanche quello. Quindi sono molto sensibile a questo argomento, e quindi ti dico questo, quello che dico a me stesso, dico a te: non bisogna mollare mai. Tua figlia ti ama e tu riprenderai tua figlia solo se ci credi. E visto che ci credi, ce la farai. Però questo purgatorio che stai subendo della giustizia italiana, se non inferno, è ingiustificabile. Cioè non è giustificabile che di fronte a denunce sacrosante, non quelle che hanno fatto a te, e che di cause civili e tutto questo, ci sia un ping pong giudiziario, Cassazione, Corte d'Appello, primo grado, eccetera, eccetera, che alla fine non porta a nulla. Perché io arrivo alla domanda sostanzialmente. La domanda è: ma tu sei stato denunciato da chi, senza fare nomi? La madre, i servizi sociali? Chi è che ti ha denunciato? Allora, io sono stato denunciato dalla mia ex moglie, e poi sono stato assolto in formula piena, e quindi ho avuto l'assoluzione, però nel frattempo anch'io ho denunciato, perché alla fine questi interventi di sostegno, di aiuto genitoriale,
di avvicinamento alla figlia, eccetera, sono stati inventati di sana pianta dai servizi sociali, perché io dal 2016 al 2021 sono stato convocato una sola ora, e per loro è stato questo il sostegno genitoriale, e quindi loro hanno riportato ai giudici che mi hanno fatto sostegno, addirittura mediazioni con gli affidatari, tutto falso. Io li ho denunciati per falso ideologico e frode processuale. Queste denunce sono rimaste ferme 2 anni perché solitamente le procure le insabbiano. Solo nel momento che il denunciante fa l'istanza di avocazione, quindi di cambio del pubblico ministero, solo in quel momento le denunce vengono archiviate subito dopo, le denunce che addirittura stanno 2 anni, modello 44-45, quindi ritenute senza che ci sia il colpevole, cioè il colpevole ignoto o reato non esistente. Nel momento che si fa la richiesta di cambio del PM, in pratica cambio significa che il procedimento penale passa ad un grado superiore, quindi a un procuratore generale, in quel momento si sbloccano. Quindi vuol dire che all'interno della giustizia c'è una rete fittissima che parte dai procuratori generali, che arriva ai giudici e ai pubblici ministeri. Infatti, secondo me, viva la separazione delle carriere tra PM e giudici, cosa che non è passata e che hanno gioito i magistrati, perché questo significa che c'è un forte legame tra il giudice e il pubblico ministero. Permettetemi di fare un intervento, scusate, no, chiedo scusa. Senta, io naturalmente ho rispetto della sua vicenda, delle cose che ha fatto. Devo però dirle che io ho il dovere, anche per rispetto di chi ci sta ascoltando e per dovere deontologico e professionale verso questa radio, io devo dirle che mi dissocio dalle affermazioni che lei sta facendo, perché io non ho assolutamente alcun elemento per poter dire per poter indicare queste presunte condotte che lei sta indicando. Quindi ho il dovere di dissociarmi da quello che lei dice. Detto ciò, avvocato, che cosa possiamo fare in tutto questo? Perché non sono riuscito a sentire, perché si è interrotta 2 o 3 volte la comunicazione, non so che cosa abbia detto Gianluigi. Comunque voglio dire questo, praticamente io mi prendo tutte le mie responsabilità. Io dico che quando in pratica che ci sono dei malfunzionamenti, delle irregolarità, delle ingiustizie, e sto solo dicendo quello. Sto dicendo che quando si fa un'istanza, cosa succede? Che si sbloccano le denunce che stanno ferme 2 anni. Quindi mi prendo io tutte le responsabilità di quanto dico, cioè non c'è problema. Ecco, no, perché prima ha detto che i giudici si volevano vendicare, poi là, insomma, io colgo l'occasione per, ripeto, per dovere professionale e deontologico, di ricordare che queste sono affermazioni che restano in testa a lei e che noi, non come radio e io stesso, non condivido. Avvocato De Filippi, prego. Ecco, volevo dirti, caro Antonino, tu, caro Gianluigi, tu sostieni praticamente che il sistema giudiziario non funzioni, cioè che sia un cortocircuito, che ci siano troppe archiviazioni, troppi rinvii, quant'altro. Allora io sto dicendo una cosa importante per quanto riguarda le denunce, perché tu sei stato denunciato e poi sei stato assolto. Allora, secondo te, chi denuncia poi viene punito per calunnia, per le false denunce che fa? No. Questa è la mia domanda. Non viene punito, e gli avvocati mi hanno consigliato di non fare, dovrebbe esserci in realtà una punizione in automatico, però in realtà
deve essere poi il denunciato a fare a sua volta denuncia, però gli avvocati a volte lo sconsigliano se non ci sono i requisiti, nel senso se chi ha fatto la denuncia falsa non ha degli immobili, non ha delle proprietà, non ha dei beni, mi hanno consigliato di non denunciarlo. Ascolta, punto della calunnia è che bisogna provare l'elemento soggettivo, è una probatio semidiabolica, cioè per come è costruita la calunnia. Quindi questo è il punto, che è un punctum dolens della calunnia, cioè la volontà di mostrare che sapevi che l'altro era innocente. È una cosa veramente difficile, quindi questa è un po' la situazione della legge. Poi un grande hai fatto anche degli esposti della giustizia, no? Secondo me sono le tempistiche. Io ho aspettato 4 anni e mezzo per ricevere l'assoluzione. Cioè, secondo me, quando uno ha un figlio e non lo può vedere per 4 anni e mezzo perché aspetta che il PM faccia le indagini, secondo me è già un'ingiustizia la tempistica. Dicevo questo, tu hai fatto anche degli esposti al Ministero su questa situazione? Hai fatto degli esposti allora, al Ministero la mia vicenda è andata ad una commissione parlamentare sugli affidi che c'è stata nel 2022. Mi hanno dato ragione dicendo che io in pratica ho rotto ogni relazione affettiva con mia figlia per causa dei servizi sociali che sono stati inerti per 6 anni, 5 anni. È logico che ne avevamo già parlato di questo, ma tu hai fatto anche degli altri esposti al Ministero, hai avuto di risposta per caso? Io ho fatto allora, abbiamo fatto a livello di comitato tutti uniti per i bambini strappati, abbiamo fatto 3 lettere al ministro Nordio perché abbiamo indetto una petizione che al momento abbiamo 1500 firme per chiedere al ministro in pratica delle ispezioni ministeriali in tutti i tribunali italiani quando ci sono dei casi sospetti di errori giudiziari. Però purtroppo il ministro Nordio non ha ancora risposto e stiamo attendendo. Ecco, un'ultima cosa, volevo farti una domanda da un punto, lasciamo stare un attimo il diritto che è freddo, glaciale, implacabile, a volte purtroppo anche ingiusto, e bisogna cercare di riaddrizzare, perché non bisogna mai arrendersi all'idea di subire una ingiustizia da parte della giustizia. Chi subisce un'ingiustizia da parte della giustizia deve combattere. E per rimediare a questo, è chiaro, c'è gente che combatte una vita per dimostrare che è innocente, non ce la fa, muore colpevole, ma almeno ha combattuto, a differenza di coloro che invece muoiono colpevoli ma sono innocenti, non hanno mai non hanno girato una paglia. Allora, detto questo, altri settori ovviamente. Allora, questo discorso che ti facevo è, ma tu senti tua figlia al telefono, mi dicevi? Io non la sento più da circa un mese, perché io qualche mese fa ho chiesto con la mia ex moglie il divorzio, perché tra l'altro la mia separazione è andata avanti 11 anni, in pratica è iniziata nel 2011 ed è finita nel 2023, in pratica non mi viene, comunque il procedimento è continuato per 11 anni e quindi io ho fatto un divorzio pochi mesi fa e nel divorzio mi hanno detto che il mio avvocato che sarebbe stato meglio il mantenimento e metterlo sul conto della figlia e così ho fatto e non più dell'affidataria. Però da quel momento lì mia figlia, che ha paura di fare torti
infatti all'affidataria non ha più risposto alle mie telefonate e ai miei messaggi. Quindi io è da un mese che non ti sento risponde, scusa, da quando? più. È da un mese. Da un mese. Allora sappi che mia figlia non mi risponde da 2 anni e mezzo. Quindi io Lo ti chiedo di non, te lo dico io come mia esperienza, non cessare di scrivere, non cessare di comunicare con lei, questo è molto importante, perché se ti faccio la domanda delle domande, tu ritieni che tua figlia ti voglia comunque bene, ti ami e ti pensi e quant'altro, cosa mi dici? Allora, io penso che lei dentro di sé mi voglia bene, perché io sono stato un padre, secondo me, ma anche secondo lei, un bravo padre di famiglia, diciamo. Purtroppo mi hanno descritto come un padre cattivo, un padre pieno di problematiche, mi hanno buttato pietre a tutto andare e ognuno ha buttato la propria pietra per delapidarmi, e alla fine io sono convinto che nel passare del tempo mia figlia se ne renderà conto, però gli anni persi nessuno li potrà restituire, quindi purtroppo è vero. Io mi auguro, caro Gianluigi, che tu come me alla fine di questa via crucis, invece di essere crocifissi, troviamo l'abbraccio delle nostre figlie, che è la cosa più importante e più bella che io ti possa augurare, perché io ti sono vicino, lo sai, ti aiuterò e quindi già ti ho detto come possiamo operare. Quindi io Gianluigi, Antonino, se tu volevi rivolgere a Gianluigi qualche domanda, dimmi tu. No, io le volevo chiedere, sa, la sera quando andiamo a dormire c'è sempre un momento, poco prima di prendere il sonno, in cui ci diciamo sempre la verità. Lei che cosa si dice? Io ogni sera io prego, perché sono cattolico, ogni sera prego perché la verità e la giustizia possa emergere, e quindi mi considero pulito in tutti i sensi. Io posso dire di non aver mai dato un ceffone a mia figlia, e quindi sono tranquillo con me stesso e aspetto che lei si avvicini piano piano. Avvocato De Filippi. Allora, caro Antonino, io mi rivedo un po', lo hai capito anche tu, mi rivedo un po' nella storia di Gianluigi, quindi anche per questo che l'ho invitato più di una volta, anche perché è una persona molto sensibile, secondo me Gianluigi ha sofferto molto e quindi io mi rivedo anche in questo suo percorso, diciamo, che ho definito via crucis, però ovviamente auguriamo un esito fausto ad entrambi. Questo che io volevo sottolineare è quello che sempre in queste storie tragiche si sottolinea, cioè si vede che il sistema giustizia non funziona in particolare nell'ambito dei minori. Come dice Gianluigi, il tempo è fondamentale, non si possono aspettare 4 anni e mezzo per una conclusione di un processo per poi capire che non ci sarà nessun cambiamento. Ci vogliono degli interventi chiari, decisi e molto, molto veloci nel tempo, quindi la lunghezza del processo è nemica dell'affetto e della perdita dell'affetto da parte dei congiunti. Come dice Matta, praticamente il tempo non torna più e quindi quello che hai perso e ha perso tuo figlio o tua figlia non tornerà più. Ed è vero che poi questo allontanamento pesa anche sui bambini, che a volte sono minori, a volte sono adolescenti, a volte sono minorenni, come nel caso nostro, ma alla fine soffrono i bambini, gli adolescenti, i minori, e come soffriamo noi, come soffrono le famiglie. Quindi sostanzialmente, visto che questa è una radio politica, io lo dico sempre, il messaggio alla politica è già avete visto che cosa succede nel caso della famiglia Del Bosco, ma la famiglia Del Bosco si moltiplica
caso di Matta io vedo due problemi, ho concluso. Il primo è le false accuse. Se ci sono delle false accuse, chi fa false accuse deve essere condannato. Non si può tollerare, perché così impara la prossima volta a farlo. Se è un punito lo farà continuamente, tanto non rischia nulla. E chi di false accuse non ottiene neanche soddisfazione, perché ovviamente deve solo difendersi e basta. Seconda questione è quella del fatto di poter vedere i bambini, di averci dei provvedimenti immediati, ne abbiamo parlato tante volte. Se la magistratura non interviene con decisione e tempestività, a un certo punto i rapporti si perdono o comunque si sfilettano, comunque in qualche modo c'è una sofferenza immane. Quindi la risposta della giustizia, ho concluso, non va bene, va cambiata, ci vuole un intervento legislativo. Questo è l'appello che io penso di fare anche a nome di Gianluigi. Signor Gianluigi? Prego. Niente, io sono d'accordo con l'avvocato De Filippi, penso anch'io le stesse cose, la giustizia ha dei tempi troppo lunghi, chi denuncia falsamente deve essere dovrebbe partire in automatico la denuncia per calunnia, e poi penso anch'io che all'interno delle procure ci deve essere un miglioramento nell'applicare la legge e non molte volte non interpretarla, perché io ho visto più volte che anche nelle mie denunce che ho fatto i reati sono rimasti, reati commessi da operatori sociali sono rimasti impuniti e sono rimasti anni fermi, e poi arrivano le solite archiviazioni dove si abusa sempre del modello 44-45 che in pratica viene utilizzato. Io so che mi hanno fatto alcuni esempi. Questi due modelli dovrebbero essere utilizzati quando uno perde la carta d'identità e non sa se gliel'hanno rubata, quindi non si conosce il reato e non si sa chi sia il reo, il colpevole. Invece questo modello 44-45 viene solitamente usato per deviare la giustizia e la verità. Capito. Va bene, allora io ringrazio entrambi e niente, al piacere di risentirci presto con nuovi casi in attesa di giustizia all'avvocato De Filippi. Grazie a tutti. Grazie a voi e a tutta la trasmissione, grazie. Grazie. Arrivederci Avvocato, a tutti. Arrivederci. Benissimo. Chiudiamo, pausa e poi Father and Son di Cat Stevens, a tra poco. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. It's not time to make a change. Just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie Natalia, era il 1970 quando Cat Stevens incideva Father and Son. 340 670 9659, se volete essere dei nostri qui sulle magiche onde di Radio Libertà attraverso il WhatsApp o la zappa che dir vogliasi, oppure al telefono 0292947222. Ne abbiamo già una. Pronto, chi è là? Eccomi, Michele Caruso, bonsoir, un saluto noblesse oblige. Ciao Michele. Madame, monsieur, comment ça va? Ça va bien? Ladies and gentlemen, welcome. Zoom, il drive time in mezzo ai fatti sulle magiche onde di Radio Libertà, la Talk Radio. Che si dice nella Milano da bene? Che fa un caldo, Michele, che si squaglia. È un caldo incredibile, lo fa anche qui nella capitale, in quel di Roma. Che puoi fare, pazienza. Si deve offrire più l'APA tra me e te. E allora il punto di Michele Caruso. Le ultime news sul governo Meloni: il centrodestra deposita il nuovo testo della legge elettorale modificato rispetto alla versione originaria. Sale il premio di maggioranza, cambia il testo massimo di deputati e senatori, non ci sarà ballottaggio se nessuno raggiunge la soglia per il premio e sarà obbligatorio indicare il nome del candidato premier nella lista affinché venga ammessa. Ma le opposizioni insorgono criticando la stretta sui tempi e una forzatura. Non si tratta di un semplice intervento correttivo, l'impianto normativo è stato completamente ridisegnato. La scelta di portare il provvedimento in aula già nei prossimi giorni rischia di comprimere in modo significativo il lavoro parlamentare, di impedire un esame approfondito e trasparente tout court. Così dice la capogruppo dei deputati PD Chiara Braga, che chiede al Presidente della Camera Lorenzo Fontano il rinvio
dell'approdo in aula. Intanto Forza Italia e la Lega litigano sulla possibile adesione dell'Ucraina all'UE. Il Carroccio siamo assolutamente contrari a un danno economico e sociale enorme. Il leader e ministro degli esteri Antonio Tajani e la Farnesina favorevoli, ma la priorità restano i Balcani. Sul fronte internazionale la Farnesina ha fatto sapere che ieri sera il console italiano a Bengasi ha incontrato gli attivisti italiani della flottiglia di terra detenuti nella Libia orientale. Dopo l'incontro le autorità libiche hanno concesso ai due connazionali di farsi una doccia e cambiarsi e gli hanno fornito una sistemazione migliore all'interno della caserma in cui si trovavano. E dunque, per quanto riguarda Tajani, parla di un campo largo che è solo di sinistra, del centro siamo noi. Il campo largo è un campo largo solo di sinistra, esiste infatti la sinistra, mentre il centro-sinistra ormai non esiste più, perché il PD, IS e il Movimento 5 Stelle dicono tutti la stessa cosa. Si seguono a sinistra, poi magari litigano per chi deve essere il candidato premier, poi nella sostanza sono tre partiti di fatto molto schierati a sinistra, ma anche il centro del centro-sinistra. L'ho detto Antonio Tajani, che è capo di Forza Italia, perché è vice ministro e il ministro degli esteri della Farnesina a dritto rovescio su Rete 4. Noi abbiamo parlato anche a quegli elettori che votavano il PD e il Movimento 5 Stelle ed erano magari di famiglia democristiana, socialista, oggi sono rimasti soli e abbandonati perché i loro partiti di riferimento sono spostati a sinistra. Questo è un grande problema che alla sinistra tocca a noi indicare a quegli elettori che esiste una casa al centro, ovvero quella di Forza Italia, che può essere la vostra casa per costruire insieme un grande progetto di centrodestra, un centrodestra equilibrato. Riguardo alla legge elettorale, Maggi parla di un meloncellum che è una schifezza, arriva ad affermare. Si vuole avviare una legge elettorale che serva prima di tutto all'obiettivo della stabilità, dovrebbe scegliere un sistema maggioritario come il Mattarellum e non un sistema costituzionale modificato e distorto con un premio di maggioranza, un impianto che è rimasto anche nella seconda versione della riforma di legge elettorale della maggioranza, che è un sistema proporzionale deformato dal fatto che non dà nemmeno maggiore peso alla scelta del cittadino, ha detto il segretario di Più Europa Riccardo Maggi. Infatti si tratta del porcellum in salsa meloniana, un meloncellum appunto che non darà stabilità, non consentirà ai cittadini di scegliere i propri rappresentanti e trasformerà una minoranza del paese in una maggioranza schiacciante in Parlamento, una vera e propria difetta. Donzelli di Fratelli d'Italia da parte sua dice che si è favorevole all'adesione dell'Ucraina all'UE una volta finita la guerra. Sicuramente la riflessione in questo momento, il sostegno dell'Ucraina è per noi fondamentale. È chiaro che un ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea in questo momento è non una condizione di raggiunta pace con la Russia, vorrebbe dire estendere la guerra a tutta Europa, per quelle che sono le norme europee, quelli che sono gli accordi internazionali. Lo dichiara Giovanni Donzelli in punto stampa in via della Scrofa. Quindi finché non viene raggiunta la pace è comprensibile la posizione che auspica Matteo Salvini, leader della Lega. Raggiunta la pace è invece ben comprensibile la posizione che auspica Tajani, un ingresso anche dell'Ucraina in Europa, quindi dipende dal momento in cui si prende in considerazione l'ingresso. In conclusione, tornando alla legge elettorale, c'è chi ne parla molto male e naturalmente mi riferisco al centro-sinistra, come ho già detto poc'anzi. Dice che la legge elettorale di una destra interessata solo a conservare il potere, unire il Parlamento, il Paese continua a fare i conti con Carovita, Salari Bassi, è una sanità disastrata e loro fanno i vertici notturni esclusivamente per discutere delle regole del gioco e della loro sopravvivenza, ossessionati dal tentativo di conservare il potere. Così Francesco Boccia, commentando il nuovo testo della legge elettorale depositato dalla maggioranza, e dice che la Meloni non vuole far altro che mantenere salda la poltrona per stare ancora al potere, piuttosto che pensare al bene dei cittadini e i loro problemi. Ecco, un tuo parere, Antonino, sarebbe gradito. Da Michele Caruso, grazie e buona serata a tutti. Il mio parere è molto semplice, cioè hai nominato Maggi, Boccia, tutta gente che quando è andata al governo, Dio ce ne scampa e liberi. Gente così viene a spiegarci come dovrebbe essere la legge elettorale, una bella legge elettorale senza il premio di maggioranza, per esempio. Così continueremo nei secoli dei secoli a fare i governi di coalizione in cui si alza un partito del 2%, così per dire, un Renzi qualunque si alza e dice vabbè va, sapete che cosa c'è? Stacchiamo la spina al governo.
Oppure si alza un partito del 2% e dice vabbè, sapete che cosa c'è? Questa politica non mi va, dobbiamo cambiarla. È il patto con gli elettori, è il rapporto con loro, è la fiducia che l'elettore ti dà col voto, sì, e saperlo. Vabbè. Le 19:40 e 47 secondi, anzi 48, stiamo anche concludendo, insomma, questa lunga camminata al microfono che abbiamo fatto da stamattina. Poi ci sarà una nuova dannatona il 1° giugno e un'altra in sostituzione di Semivarin, e poi altra sostituzione il 2 giugno. Passeremo l'80ª festa della Repubblica nella gioia, direi, di ritrovarci e di essere tutti quanti contenti del fatto che per fortuna ha vinto la Repubblica in Italia, perché se no davvero non so che cosa sarebbe venuto fuori. Andiamo a dare un'occhiatina alle agenzie, perché sono già le 19:41 minuti e 40 secondi. Signori, il povero Trump, anzi il povero Sinner, quale Trump? Il povero Sinner mi ricorda tanto la poesia L'albatro di Baudelaire. L'albatro finché vola è inafferrabile, caduto è un umano come noi. Sinner KO a Roland Garros, non sono un robot, anche io posso fallire, non avevo energia. Abbiamo una telefonata, pronto, chi è là? Pronto? Carissimo, come va? Pronto, grandissimo Antonello, guarda Antonino, sei stato, guarda, hai avuto una giornata oggi favolosa, guarda, hai dedicato ore e io ti ringrazio per tutto quello che hai fatto, guarda, in questa giornata, guarda, perché a un certo punto alle persone che si dedicano e lo fanno anche con passione, in qualche modo bisogna riconoscere, insomma, anche l'impegno con cui lavorano, con cui si impegnano nonostante tutte le difficoltà e vanno avanti. Vuol dire che credono in quello che stanno facendo, perché proprio tu hai questa forza di trasmettere questa forza anche agli altri, anche le persone che giorno per giorno si dedicano, combattono per migliorare, andare avanti in questo mondo, insomma, nella nostra realtà, nella società, nei comuni, nelle nostre realtà, nel mondo del lavoro, che si applicano per migliorare con tante difficoltà contro tutte le persone che invece mettono ostacoli, impediscono di poter cambiare questa realtà. Ecco, questo io ti volevo telefonare per ringraziarti, magari ce ne volessero tante di persone come te, insomma, noi abbiamo bisogno di persone che trasmettono fiducia, volontà di cambiare la realtà, perché non è vero che non si può migliorare, non si possono migliorare le cose, se tu ti impegni e le fai correttamente, si possono cambiare, possiamo cambiare, bisogna credere in quello che si fa, è quello che vogliamo raggiungere, senza lasciarsi condizionare. Bisogna avere forza interiore, forza che ci permette di andare avanti, non lasciarsi buttare giù. Quindi io ti lascio e ti auguro, ecco questo, tanta forza e avanti così, e ti ringrazio per quello che hai fatto, Grazie Antonino, sempre, scusami per questo mio intervento, ma figurati, l'ho fatto di cuore. Ciao! Grazie a te, sei sempre benvenuto e i 200 euro sono sotto il lavandino in bagno. Allora chiudiamo con Baudelaire, L'albatro, perché una poesia fa sempre piacere. Questa è nella traduzione di Giovanni Rabboni. Spesso per divertirsi i marinai catturano degli albatri, grandi uccelli dei mari, indolenti compagni di viaggio delle navi in lieve corsa sugli abissi amari. L'hanno appena posato sulla tolda e già il re dell'azzurro, maldestro e vergognoso, pietosamente accanto a sé strascina come fossero remi le grandi ali bianche. Come fiacco e sinistro il viaggiatore alato, e comico e brutto lui prima così bello. Chi gli mette una pipa sotto il becco,
chi imita zoppicando lo storpio che volava. Il poeta è come lui, principe delle nubi che sta con l'uragano e ride degli arcieri. Esule in terra fra gli scherni, impediscono che cammini le sue ali di gigante. E anche se oggi l'albatro Yannick è caduto qui tra noi, ricordatevi che ha ali da gigante. Ci salutiamo con i teppisti dei sogni, incontro 1977, appuntamento domani alle 17:30 per Chilometro Zoom con Lorenzo Viviani. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera. Oggi ci siamo incontrati la prima volta